Un altro dei giovani del Padova, un altro under, Riccardo Preatoni, l'abbiamo visto in queste due partite. La domanda d'obbligo, giovanissimo, ti sei subito rivolto al calcio a 5? Sì, un mio amico mi ha consigliato questo sport, allora ho deciso di provarlo, mi è piaciuto perché rispetto al calcio gli spazi sono più stretti, però la palla la controlli di più e quindi ho scelto questo. Adesso manca il gol però. Sì, speriamo che arrivi nelle prossime partite, ci spero. Vediamo che molto spesso Alberto Rodriguez si schiera anche nel quintetto base iniziale. Sì, è una prova di fiducia da parte del mister, io cerco di ripagarlo nel miglior dei modi, dando sempre il massimo. Parliamo di questa vittoria invece contro Scaligera, una vittoria che vi dà ossigeno dopo la sconfitta di settimana scorsa. Sì, abbiamo cercato di riprenderci dalla scorsa sconfitta e ci siamo partiti subito con un piglio adeguato, giusto, sempre concentrati e con un pressing alto, e quindi siamo riusciti anche a vincere grazie a questo. Non c'è stata storia e soprattutto avete accontentato tutto questo pubblico che ogni volta viene a seguirvi. Sì, è un pubblico magnifico, c'è sempre una cornice perfetta e li ringrazio molto. Mi raccomando, vogliamo i tuoi gol, soprattutto vogliamo vedere il Padova più in alto in classifica. Certo, speriamo.